Le agenzie regionali svolgono un ruolo di tutela, di controllo, ma anche di indirizzo. Quale? Dunque, Argea fa parte delle agenzie regionali del sistema regione in agricoltura. È un'agenzia però leggermente diversa rispetto alle altre, nel senso che dal 15/10/2020 è stata riconosciuta come organismo pagatore regionale. Pertanto Argea è responsabile per quel che riguarda l'erogazione dei contributi dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, sono il sostegno al reddito e lo sviluppo rurale. Si occupa quindi dei pagamenti di questi contributi, è regolamentata da una normativa comunitaria che stabilisce non solo i requisiti per ottenere il riconoscimento, ma anche nel concreto proprio tutta l'erogazione dei fondi comunitari. In questo senso è leggermente diversa, ripeto, dalle altre agenzie perché ha un'autorità competente esterna che è il Ministero dell'Agricoltura, ha un bilancio separato che riguarda appunto questi fondi e agisce in coordinamento con l'assessorato dell'agricoltura ovviamente, che è l'autorità di gestione. Quindi possiamo dire che l'assessorato è come autorità di gestione responsabile dell'attuazione del PSR, Argea è responsabile che i pagamenti vengano effettuati nei tempi e nei termini previsti dalla regolamentazione comunitaria. Le aziende agricole, gli allevatori e gli agricoltori hanno, inutile dire, una certa timore, no? Rispetto al nuovo mondo europeo che si affaccia, certo, nel quale devono rientrare e al quale devono attenersi. Cosa possiamo dire? Ma guardi, noi siamo prima di tutto sempre aperti al confronto con le organizzazioni agricole in primo luogo, proprio perché sono loro che rappresentano le istanze degli agricoltori, degli imprenditori agricoli. Io credo che già in questi 3 anni e mezzo in cui Argea è diventato organismo pagatore e ha erogato 1.350 milioni di euro circa in questi 3 anni al settore agricolo, le aziende siano consapevoli dell'importanza di questi contributi e credo che sia necessario oggi come oggi coordinarci sempre di più con l'assessorato per fare in modo che non solo i pagamenti arrivino nei termini e nei modi, come ho detto, necessari per gli aiuti alle aziende agricole, ma che probabilmente proprio tutto il settore agricolo ritorni in primo piano e riacquisti quell'importanza che aveva avuto già nel passato e che oggi forse è un po' trascurata. Anche mi ricollego in questo senso anche alle dichiarazioni del nuovo assessore dell'agricoltura, che ha intenzione di fare in modo che l'assessorato dell'agricoltura diventi nuovamente un assessorato fondamentale.